come ci si muove a Cittadella, quali sono gli itinerari principali, le vie percorse e infine dove vengono parcheggiate auto e moto. Sono questi gli obiettivi dell'indagine lanciata dal Comune attraverso una ditta incaricata. Due le principali strategie di intervento: un monitoraggio diretto del traffico e una serie di interviste ai cittadini. Il monitoraggio verrà compiuto attraverso apparecchiature radar che saranno posizionate lungo le strade della città murata, che rileveranno il traffico per 3 giorni consecutivi. Dati che saranno poi elaborati in un database. Operatori qualificati, con l'aiuto dei vigili, condurranno poi delle brevi interviste ai cittadellesi. A loro il sindaco Luca Pierobon chiede disponibilità e pazienza. Le risposte saranno fondamentali infatti per la fase 2, l'elaborazione del piano di regolamentazione del traffico e della sosta, che costituirà l'ossatura principale della mobilità futura a Cittadella, con un occhio di riguardo anche per l'ambiente.